Ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Il video sarà di Minecraft. Però questo video sarà un po' strano perché la casa che farò non è che sarà normale del tutto. Vabbè, se per questo io non faccio sempre le case normali. In creativa perché serve tantissimo ossidiana. Poi no, cioè è difficilissimo, devi andare a prendere i diamanti. A caso creiamo. Bene ragazzi, questo video sarà difficile. Io lo vorrei fare nel deserto. Perché non lo so. Ve la faccio vedere. Lo dico, è molto bello come allestimento, però io non lo uso come allestimento. È una casa stranissima, che cos'è? What? Non li ho mai visti questi alberi sul tablet. Beh ragazzi, in questo video, se non avete capito, questo qua è un Nether portal, o un portale del Nether, che porta a una dimensione, vabbè, tutti lo sappiamo, cos'è il Nether, come è fatto e... Non lo so se funziona perché io l'ho inventato adesso in verità. Che l'avevo inventata qualche secondo fa quando ho inventato volevo fare un video, allora mi sono inventato perché non sapevo cosa fare, no? Allora mi sono inventato una casa del genere che dovrebbe essere pure forte se non ci pensiamo. Pensiamo. Perché se ci pensate è anche antiradio. E non c'entrerei comunque in una casa che è circondata dal Nether. Ok, una fase. Speriamo che funzioni. Ok, qua funziona. Qua funziona. No, sono entrato nel Nether a caso. Quindi molto bello. Non ci riesco più. È bloccato? No. Non si è bloccato. Questa è la mia casa. Molto bella, vero? Ok, è del tutto piano. Poi non lo so, l'allestite come volete naturalmente. Faccio un po' di bello. E ci metto pure un cavallo zombie quasi quasi.
No! Capite? No. Vabbè. Ragazzi, mi sembra stranissimo a me. Una casa di portali. E basta per... Non si volete stare un po' in mondo. C'è una modalità... Oh. Una fortezza. Ma salve! Se vuole... Ma salve! Oh my god! Che c'entra? Vuole spiegarmi una cosa, signore? No, torna qua. Come ha fatto ad entrare qua dentro? Io da quando gioco... Oh, Minecraft sul PC, solo che gli Enderman sono nella 1.10 nel Nether. Cosa vuole dirgli al suo discolpa? Sì, grazie. Ehi, cosa mi vuoi dire te? Niente. Bene ragazzi, spero che vi sia piaciuto il video perché non è del tutto normale, ve lo ripeto, perché io non ci avrei mai pensato, ci stavo pensando così, mi è venuta voglia di fare un video. Vabbè, spero che il video vi sia piaciuto e mi raccomando spolliciate. Al prossimo video e arrivederci.